Allora, buonasera, questo è il secondo appuntamento di questo ciclo e che dire, la lezione precedente tenuta dal professor Farinelli ha inaugurato questo corso, ci ha dato molti stimoli, tantissimi, ma mi piace ricordarne uno, anche perché si parlava un po' della sorte di questa disciplina, la geografia, materia trasversale. Però ad un certo punto lui ha detto non è una disciplina assente, è una disciplina silente. Noi tutti siamo stati abituati da bambini, fin dalle elementari, ad avere la carta geografica davanti, noi guardavamo lei guardava noi e in qualche modo ci ha abituato anche a questa fissità del territorio. Poi a un certo punto è intervenuta, siamo andati avanti fino a quando appunto, ha evocato la rete e quello che è accaduto dal 69 in avanti, quando lo spazio in qualche modo è stato smaterializzato e tutto è stato rimesso in discussione. E soprattutto il rapporto spazio-tempo. In qualche modo evocava anche appunto questa dimensione della globalizzazione che in qualche modo è andata avanti fin da allora. Ecco dunque il secondo appuntamento cade a proposito perché risistema questo concetto ormai trentennale, 40 almeno, cioè non è una novità. Cosa succede alla globalizzazione? La prospettiva della geografia economica politica. Stefano Soriani, professore di geografia economico-politica all'Università di Ca' Foscari e poi dirà anche come, a partire da questa conferenza, da questa introduzione, si può passare anche agli appuntamenti successivi. Stefano, te la parola. Sì, grazie Carlo per l'organizzazione di questo ciclo di incontri sulla geografia e grazie all'Ateneo ovviamente per l'invito. Due parole introduttive perché ho avuto l'onore insomma di ragionare con Carlo Rubini, che conosco da molti anni sulla struttura di questi incontri. Avevamo pensato di aprire con Franco Farinelli perché Franco è un geografo molto noto nella cultura non solo accademica italiana e perché è un grande affabulatore, quindi Franco Farinelli è una persona che riesce sempre a catturare molto l'attenzione sui temi, consentitemi di dire tra virgolette, filosofici della geografia, no? Quindi la sua capacità di rendere la complessità di questo sapere e anche la sua originalità. Franco inizia quasi sempre i suoi incontri ricordando come Kant fosse un geografo, questo per dire sostanzialmente quanto gli interventi di Franco si radicano su un pensiero critico che ha alla sua base le fondamenta della geografia. Abbiamo poi pensato di organizzare questo secondo incontro per parlare di globalizzazione dentro ad una prospettiva che è la mia come geografo economico e politico e poi di concentrare l'attenzione nel terzo incontro che sarà offerto da Francesco Vallerani, che è presente, che ovviamente salutiamo tutti, grande geografo umanista e culturale, che ha fatto delle cose importanti in Italia, non solo in Italia, che ci parlerà sostanzialmente di cultura dell'acqua e di come il tema della sostenibilità oggi interseca anche la capacità di immaginare delle nuove relazioni con l'acqua che vedano il coinvolgimento di attori di diverso tipo. E poi infine nel quarto incontro avremo un intervento da parte di Annalisa Colombino, che è una nuova ricercatrice del Dipartimento di Economia, che ha lavorato molto a Londra all'Università di Graz. Annalisa è un'esperta di Animal Studies, quindi di geografie non umane, si occupa in modo particolare di ecologia politica e dei rapporti tra società umane e animali, ma terrà una lezione sulla rilevanza della filiera agroindustriale globalizzata rispetto al tema della sostenibilità. Questo per dare un po' ragione
dell'organizzazione di questi incontri. Veniamo ad oggi. Io farò un intervento su un tema che è molto ampio e che sconta le incertezze del presente, perché parlare oggi di globalizzazione, di crisi della globalizzazione è una cosa estremamente complicata. A tutta evidenza pensiamo a quello che sta succedendo in questi mesi con la crisi tra la Russia e l'Ucraina, la NATO, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina, quindi qualsiasi riflessione sulla globalizzazione sconta le grandi difficoltà di parlare del presente. Diciamo subito che il tema della crisi della globalizzazione non è un tema nuovo, è un tema che accompagna la riflessione accademica e non solo accademica già da diversi decenni, è un tema che è emerso molto spesso in occasione di crisi economiche o di rallentamento degli investimenti diretti esteri o del commercio internazionale. Ricordo ad esempio un momento chiave per questo dibattito, anche se è poco ricordato in Occidente, la grande crisi finanziaria in Asia del 1997, dove per la prima volta si inizia a discutere della possibilità che la globalizzazione rallenti e prenda delle strade completamente diverse. Si è parlato di crisi della globalizzazione dopo l'attacco alle Torri Gemelle nel settembre del 2001 per lo shock internazionale che questo ha prodotto, quindi questo per dire che il tema non è un tema nuovo, anche se a tutta evidenza negli ultimi 15 anni la questione si sta riproponendo in maniera molto forte per gli effetti della crisi finanziaria del 2008-2009, che è stato un momento di svolta fondamentale rispetto ai processi di globalizzazione, per la cosiddetta guerra commerciale tra Donald Trump e la Cina. Ricordo che la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina inizia con la presidenza Obama nel 2012, ma poi trova con Donald Trump dei momenti ancora più importanti e anche spettacolarizzati dal punto di vista della politica domestica, della politica internazionale. C'è poi il Covid-19 che ha avuto delle conseguenze estremamente rilevanti, come avremo modo di ricordare, e infine la seconda invasione russa dell'Ucraina, quella del febbraio del 2022, dico la seconda ovviamente perché come tutti sappiamo la prima invasione è quella del 2014, quando la Russia di Putin invade la Crimea. Non è quindi da stupirsi che negli ultimi anni si parli molto di crisi della globalizzazione, fine della globalizzazione, deglobalizzazione, riglobalizzazione, e spesso si utilizza anche un termine molto brutto che è slowbalization, che significa una globalizzazione lenta, molto contenuta, molto frenata, che è un termine che è diventato famoso nel 2019 con un ben noto articolo dell'Economist che rilevava come si stesse entrando in una fase completamente nuova. Il problema, quando si ha a che fare con questo tema, è che se noi dovessimo dirci qua cos'è per noi la globalizzazione, se noi siamo in 50 avremo 50 risposte diverse. La grande popolarità di questo concetto deriva proprio dal fatto che è un concetto sfumato, è quello che nella letteratura accademica prende il nome di un buzzword, cioè una parola che è una parola d'ordine, che è utilizzata un po' da tutti, con significati che sono profondamente diversi, ed è proprio questo suo essere sfumato che consente sostanzialmente di parlare così spesso di questa, di utilizzare così spesso questa parola. Non è quindi inutile richiamare in maniera estremamente sintetica, prima di entrare nel merito dei fattori di crisi della globalizzazione, richiamare in maniera estremamente sintetica alcune dimensioni fondanti della globalizzazione. E perché questo richiamo ha un senso? Perché la critica legittima alla globalizzazione rischia molto spesso di essere una critica superficiale, banale e inutile alle versioni stereotipate della globalizzazione. Cioè un conto è ragionare sui problemi che la globalizzazione pone, altra cosa è criticare le visioni semplicistiche della globalizzazione, cosa che non serve assolutamente a nulla. Cioè l'idea che molti hanno della globalizzazione come di un processo ineluttabile, come di un processo lineare,
come di qualcosa che era iscritto nell'ordine delle cose e quanto di più lontano dal vero esista. Quindi è fondamentale richiamare alcuni aspetti della globalizzazione. Allora, il primo aspetto, direi quasi scontato, è che quando parliamo di globalizzazione abbiamo consapevolezza dell'esistenza del globo. Ovviamente Farinelli ci ricorda sempre come nella filosofia greca questo fosse un elemento già ben noto, ma con la modernità questa cosa si è persa. Farinelli ci ha parlato della mappa, della riduzione cartografica del mondo in superficie. Dal punto di vista della geografia economico-politica gli elementi fondamentali sono due. La fase dell'esplorazione spaziale degli anni 60 e 70, ben simboleggiata dalla missione Apollo. Ricordiamo quelle fotografie famose della Terra che si staglia nello spazio buio, d'accordo? Quella è un'immagine poderosa dal punto di vista culturale, che apre una vera e propria rivoluzione. Per la prima volta vediamo in maniera compiuta la Terra vista dallo spazio, vediamo quello che è stato definito il pianeta blu, 70%, 72% di acqua, dove non c'è assolutamente nessun confine e dove nessun Stato-nazione può piantare la propria bandiera. È una riflessione che genera i primi approcci dell'ecologia industriale. Kenneth Boulding, un economista che è stato poi dimenticato molto spesso, proprio grazie a quelle fotografie, parla dell'economia della navicella e per la prima volta, prima addirittura del lavoro del Club di Roma, sui limiti dello sviluppo, si sottolinea come si debba approdare a forme di governance globale che danno per scontato che noi abbiamo solo questo pianeta e che quindi dobbiamo abbandonare la visione romantica della frontiera, dell'economia che Kenneth Boulding definisce l'economia del cowboy, dove esiste sempre uno spazio vuoto che può essere conquistato, dove esiste sempre un altrove dove posso spostare i miei problemi e quindi approdare ad una visione globale della necessità di gestire l'ecosistema come fosse una navicella spaziale, quindi con una grandissima attenzione all'energia, all'acqua, ai flussi di materiali. Secondo elemento fondamentale per questa consapevolezza del globo sono evidentemente i lavori che negli anni 60 e 70 iniziano a rendere conto dell'esistenza di un unico ecosistema globale. Parliamo di Rachel Carson con il libro Primavera silenziosa, Silent Spring 62-63, i lavori del Club di Roma, i primi lavori delle Nazioni Unite sull'ecosistema globale dei primi anni 80, che apriranno la fase dello sviluppo dell'ambientalismo come discorso globale, dove utilizzo la parola discorso pensando al contributo di Michel Foucault e quindi ad una narrativa che è così potente che riesce a modificare i comportamenti e l'immagine dello spazio che ciascuno di noi ha. Il secondo, ecco, su questa base si sviluppa, come voi sapete, un approccio globalista delle Nazioni Unite che porterà nei primi anni 70, 71, 72 alla giornata della Terra, che ancora oggi si celebra, quando molto spesso i professori portano i bambini o gli studenti a pulire le spiagge, eccetera. No, la giornata della Terra nasce per effetto degli elementi che ho in maniera molto sintetica richiamata. Secondo punto è il tema delle reti, su cui Franco Farinelli ha già detto tutto. Io mi limito sostanzialmente a ricordare un aspetto, cioè la rete crea imprevedibilità, la rete crea instabilità, la rete integra persone, luoghi, imprese, città, esperienze, culture di diverso tipo, ma questa integrazione rende il sistema estremamente vulnerabile, nel senso che noi non sappiamo, non siamo in grado di capire da dove verranno i prossimi cigni neri, utilizzando un'espressione di moda. Quindi sostanzialmente quello che noi oggi viviamo come disordine, ciascuno di noi ha l'idea che oggi viviamo in un mondo disordinato, è un elemento strutturale della rete
che prende il nome di caos sistemico. Cioè questa è la condizione nella quale noi siamo destinati a vivere nei prossimi decenni. Per un motivo molto semplice, che in realtà è molto complesso, che ha a che fare con l'incapacità dello Stato-nazione, come noi lo conosciamo, di governare questo tipo di processi e con la difficoltà di immaginare dei sistemi di governance che vengono definiti policentrici, che sono estremamente difficili da rappresentare e implementare. La consapevolezza del globo e lo sviluppo delle reti hanno eliminato, o meglio, hanno profondamente ridotto il potere performativo della mappa. Qua ritorniamo a quello che Franco Farinelli diceva 2 settimane fa. Questo significa che noi non abbiamo più un modello del mondo. Non siamo più in grado di rappresentare la complessità. E qua ricordo una frase che a mio avviso è molto significativa, scritta nel 2005 da Sloterdijk, che è un importante filosofo tedesco che ha insegnato per lungo tempo a Vienna, e ha scritto: l'imperialismo è planimetria applicata. L'imperialismo è planimetria applicata. L'arte di restituire la sfera su una superficie piana e il mondo in tabelle. Il Signore, inteso come l'espressione del potere, il Signore definisce l'unità di misura. Sovrano è colui che decide l'operazione di appiattimento. Oggi la consapevolezza che la Terra è un globo e l'impossibilità della riduzione cartografica del mondo, per tutti i motivi che Franco Farinelli ha spiegato e sui quali non voglio tornare, ci rendono orfani di un modello del mondo. La mappa ci racconta sempre meno, ma al tempo stesso non abbiamo un modello alternativo altrettanto performativo, in grado di sviluppare delle visioni del mondo egemoniche o comunque delle visioni del mondo che sappiano indirizzare e regolare le azioni. Un altro elemento che va richiamato quando si parla di globalizzazione, anche questo lo richiamo in maniera molto sintetica, è che la globalizzazione, dico una cosa scontata, non è un processo biologico. La globalizzazione non è qualcosa di ineluttabile, la globalizzazione è un processo storicamente e geograficamente contingente, frutto di una serie di azioni, di controazioni, che ha avuto nel corso del tempo delle fasi diverse. Pensate ad esempio al ruolo fondamentale della Prima Guerra Mondiale come cesura del processo di integrazione economica. Ci sono voluti circa 3 decenni per ritornare a livello di integrazione economica a livello internazionale precedente al primo conflitto mondiale. Quindi è un processo che ha ammesso crisi di diverso tipo, che ha cambiato nel corso del tempo le sue dimensioni fondamentali. Oggi ad esempio il tema della gestione dell'antropocene e quindi della governance climatica, detta in maniera molto semplice, è una dimensione fondativa della fase della globalizzazione che noi viviamo. È un processo che ha vissuto fulcri geografici diversi. È del tutto evidente che oggi il fulcro geografico per eccellenza è l'Asia orientale. Non so se qualcuno di voi ha letto o visto il libro di Paraccanna, uno degli ultimi libri di Paraccanna, in italiano intitolato Il XXI secolo sarà asiatico? Col punto di domanda. Ecco, è la traduzione inglese di un titolo molto più assertivo. Il XXI secolo sarà asiatico. Ma evidentemente per il pubblico italiano era forse più opportuno metterla come con la question mark, per non renderci in qualche modo un po' troppo preoccupati per il futuro. Ora è ovvio che chi si occupa di Cina
Attenzione, non ha detto sarà cinese, ha detto sarà asiatico, che è una cosa diversa, ma chi si occupa di Cina, che ovviamente è il motore oggi determinante dell'Asia, sa le debolezze e le fragilità di quel modello. Quindi la partita da questo punto di vista è aperta. E dal punto di vista economico la Cina investe tantissimo negli Stati Uniti e gli Stati Uniti investono tantissimo nella Cina, con alcune eccezioni degli ultimi anni su cui poi tornerò. Ma ripeto, la globalizzazione è un processo, come tale ammette delle crisi, delle discontinuità e dei cambiamenti di rotta. Per questo motivo io di solito dico che noi, più che la crisi della globalizzazione, ovviamente stiamo vivendo la crisi della globalizzazione neoliberista, su cui poi tornerò, sull'idea che il mercato fa tutto, eccetera. Ma più che crisi della globalizzazione stiamo vivendo una fase drammatica di crisi dentro al processo di globalizzazione. Cioè la globalizzazione è un processo che oggi si nutre della crisi, cambiando natura, forma e direzione. Terzo elemento che volevo richiamare alla vostra attenzione è il ruolo delle narrative. Cioè la globalizzazione non è stata o non è solo un processo fatto di infrastrutture, di reti tecnologiche, di turisti, di persone che si spostano da una parte all'altra del mondo, l'intelligenza artificiale, i big data e quant'altro, le merci, i treni ad alta velocità, gli aerei. La globalizzazione è anche narrativa, cioè è fondamentale il modo in cui la globalizzazione è stata raccontata. È stata raccontata. E da questo punto di vista le narrative sono state diverse. La globalizzazione è stata raccontata come l'approdo di un mondo al cosiddetto mondo piatto, senza confini. Tutti i contributi di Kenichi Ohmae, ad esempio, grande studioso anglo-giapponese, oppure di Friedman, giornalista famosissimo che parlava del mondo come un mondo che non ha più confini. Altre volte il mondo è stato definito, la globalizzazione è stata definita come un mondo caotico, un mondo fluido, dove non abbiamo più la capacità di mappare i processi e le dinamiche. Ora, è ovvio che la narrazione più importante negli ultimi anni è stata la narrazione che vedeva l'economia e il mercato come la leva fondamentale di nuove relazioni economiche. Pensate ad esempio alla costruzione dell'Unione Europea. La costruzione dell'Unione Europea ha dato per scontato che paesi come Francia, Germania, Regno Unito, eccetera, Belgio, Olanda, non potessero davvero procedere con un processo di integrazione dal punto di vista politico, e si è lasciato fare all'integrazione economica. Si è dato il compito all'economia, alla finanza, al mercato di costruire le condizioni per una pace dopo la drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale. La narrativa poi dava per scontato che la globalizzazione comportasse un aumento del welfare globale. Sì, si ammetteva l'esistenza dei cosiddetti costi dell'aggiustamento, chi perde e chi guadagna nel breve periodo, ma l'idea di fondo era che la globalizzazione portava tutti verso un futuro migliore. Ora è chiaro che questo tipo di narrativa, che si è poi rinforzata con il discorso neoliberista negli anni 90 e che è diventato il discorso fondamentale del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, delle agenzie di rating, di quello che viene chiamato il Washington Consensus, in qualche modo, è chiaro che questo tipo di discorso oggi è fortemente in crisi. Detto questo richiamo sintetico di alcuni punti che ci consentono di capire alcune dimensioni rilevanti della globalizzazione, cerchiamo di considerare i fattori di crisi. Cioè, quali sono i fattori che ci portano a dire che oggi la globalizzazione è in crisi? Allora, il primo elemento, come vi dicevo, che ha radicalmente modificato il senso del processo
è stata la crisi finanziaria globale del 2008. Come voi sapete, è nata negli Stati Uniti, è stata una crisi bancaria legata all'esplosione di mutui subprime, ha causato una stretta, un credit crunch drammatico, gli effetti sulle imprese e sui consumatori sono stati rilevantissimi, si parla di contagio perché nel giro di pochissimo tempo si è in qualche modo diffusa in tutte le reti finanziarie. La crisi ha avuto, dal nostro punto di vista, un effetto fondamentale. Ha contribuito in maniera molto forte a spostare il baricentro geoeconomico verso l'Asia. Perché? Perché i paesi che sono stati più coinvolti sono stati i paesi occidentali più ricchi, perché avevano una struttura finanziaria più complessa, più pervasiva, quindi hanno sofferto tantissimo, e i paesi molto poveri, perché gli investimenti diretti esteri e gli aiuti internazionali sono crollati in maniera drammatica. Ma i paesi emergenti, e segnatamente i paesi dell'Asia orientale, del sud-est asiatico, in quel periodo hanno risentito meno della crisi e quindi il gap economico che li separava dai paesi occidentali più ricchi si è, ridotto in maniera significativa. Tenete presente che la crisi si innesta in un contesto pluridecennale di investimento multinazionale in quei paesi. Quindi la crisi da questo punto di vista è stato un elemento che ha rafforzato una tendenza che era già all'opera di spostamento del baricentro economico verso l'Asia orientale. Secondo elemento che va richiamato è che nei paesi più fragili dal punto di vista economico, macroeconomico, pensate ad esempio al caso italiano e greco, la crisi finanziaria si è tradotta in crisi del debito sovrano. E la crisi del debito sovrano ha poi generato le famose politiche di austerità, ricordate tutta la polemica sulla Troika, la Troika che arriva da Atene e che strozza la Grecia. E questo ha avuto un esito fondamentale dal punto di vista politico, perché questo è stato un fattore fondamentale che ha alimentato in Europa, ma non solo in Europa, la nascita dei cosiddetti movimenti populisti o sovranisti, che sono due cose diverse, ma che si sono rafforzati in maniera molto forte in quel periodo, generando sostanzialmente una sorta di protesta contro la globalizzazione guidata dalle banche. Sto parlando per slogan adesso, per intenderci, no? La globalizzazione della finanza, la globalizzazione dell'economia di carta, la globalizzazione della Banca Centrale Europea, tutti elementi che ritroviamo in maniera molto forte tra il 2008 e il 2011-2012. Secondo elemento di crisi, la guerra commerciale Stati Uniti-Cina. Noi la associamo a Donald Trump, quindi 2017-2018. Non entro nel merito dell'efficacia della guerra dei dazi, e chi ha pagato e paga il costo. Ad esempio, il deficit commerciale statunitense non è migliorato. Si importa meno dalla Cina, ma si importa di più dal Vietnam, si importa di più dal Messico. Ma non entro nel merito di questa questione. Quello che mi interessa sottolineare è che con la guerra commerciale, chiamiamola così, Stati Uniti-Cina, si inizia a riflettere di un tema che oggi è centrale, che è il tema del possibile disaccoppiamento dentro al processo di globalizzazione, cioè l'idea che la globalizzazione in futuro sarà un processo segmentato, fragmentato, tra gruppi di amici. Quindi gli Stati Uniti e il mondo occidentale da un lato, più l'Australia, il Giappone e forse qualche paese del sud-est asiatico, e dall'altro lato una globalizzazione che si reggerà su un altro blocco che sarà essenzialmente legato alla Cina e alle sue strutture finanziarie, perché ricordiamoci sempre che uno dei temi fondamentali della Belt and Road Initiative, sulla quale noi spesso ragioniamo in termini di porti, di infrastruttura, l'elemento fondamentale è lo sviluppo di un sistema finanziario parallelo al dollaro.
È quello il punto centrale della Belt and Road Initiative, non tanto il cemento che viene messo nei vari paesi, d'accordo? Quindi si inizia a parlare di possibile disaccoppiamento, cioè di una globalizzazione segnata dalla frammentazione su base geopolitica. Ecco allora che con Donald Trump, ma come avevo anticipato già con Obama nel 2012, si inizia il ripensamento strategico sul multilateralismo. Il multilateralismo, cioè l'Organizzazione Mondiale Commerciale, il World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che è stato lo strumento dell'egemonia economica e finanziaria degli Stati Uniti, d'accordo? A partire dal 2012 viene messo in discussione e gli Stati Uniti iniziano a boicottare l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Come boicottano? Non nominando i giudici dentro alle commissioni arbitrali. Cioè l'Organizzazione Mondiale per il Commercio non è più in grado di dare delle valutazioni e di prendere delle decisioni sulle distorsioni commerciali. È quindi il ritorno a quella che viene definita la power-based trading diplomacy. L'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha segnato il passaggio da una diplomazia commerciale di tipo muscolare, il più forte vince, e vince attraverso accordi bilaterali, ha segnato il passaggio da questa diplomazia muscolare ad una diplomazia basata sulle regole. Le regole stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel momento in cui gli Stati Uniti iniziano a perdere le dispute dentro l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, inizia l'operazione di boicottaggio. E non è un caso che alcuni paesi, e tra questi ad esempio non è un paese ma un aggregato regionale come l'Unione Europea, nel 2020 stipuli un grande accordo regionale con altre 14 grandi economie del mondo per ribadire che nonostante l'impasse dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, le loro relazioni commerciali saranno improntate alle regole del multilateralismo. Quindi Donald Trump rende ancora più evidente questo ripensamento strategico sul multilateralismo che inizia con Barack Obama e che oggi ha la forma più esplicita di politica volta al contenimento tecnologico della Cina. Per cui tutto il tema dei semiconduttori, del problema di Taiwan, del cosiddetto back reshoring o friend reshoring, su cui poi dirò qualcosa. Quando l'economia si stava riprendendo, è intervenuta la pandemia da Covid. Anche qua gli effetti economici sono stati vari, ne ha risentito tantissimo il turismo, la ristorazione, in generale il commercio internazionale, alcuni settori sono cresciuti tantissimo, il biomedicale ad esempio, l'alimentare. Ma anche qua l'elemento fondamentale che ci interessa richiamare è come con il Covid si sia ulteriormente rafforzata l'enfasi sul tema della sicurezza nazionale, cioè il fatto di riportare filiere che erano prima diventate globali, la cosiddetta global value chain, la filiera globale, in ambiti nazionali o regionali. L'esempio delle mascherine è emblematico. Prima del Covid la produzione giornaliera mondiale di mascherine era per il 50%, il 55% in Cina. Noi siamo per l'aspirina quasi completamente dipendenti dall'India. Quindi il Covid ha reso evidente la necessità di riportare in casa delle filiere che possono diventare strategiche. Il biomedicale, gli armamenti, che in parte lo sono sempre stati, molto legati alla dimensione nazionale o alla dimensione degli alleati, e altre filiere strategiche. Quello dei semiconduttori è l'esempio
più importante, perché dai semiconduttori dipende la transizione digitale, la transizione energetica, la transizione ecologica, l'industria degli armamenti, industria 4.0, eccetera, eccetera. Quindi Anche qua, quando gli effetti del Covid sull'economia iniziavano a retrocedere, è arrivata la guerra. È arrivato la seconda aggressione russa all'Ucraina. Ovviamente io non entro nel merito di questa questione del Donbass, eccetera, perché è un tema che ci porterebbe troppo distante. Gli effetti sono stati un rallentamento delle prospettive di crescita a livello globale e anche qua riconoscimento dell'importanza di alcune filiere e dei problemi delle strozzature logistiche, cioè il fatto che per effetto del Covid alcune filiere si sono completamente rotte e interrotte, e anche le spinte inflazionistiche che sono state in qualche modo accentuate. Pensate ad esempio all'ammoniaca. L'ammoniaca è una sostanza che viene utilizzata in tantissimi comparti. Nel giro di qualche settimana l'incremento del prezzo del mercato dell'ammoniaca è stata di circa il 1000%. E un paese come l'Italia, che non ha più delle produzioni di ammoniaca, benché le avesse un po' di tempo fa, si è trovato totalmente dipendente dalle importazioni in un periodo in cui le filiere iniziavano a soffrire dal punto di vista logistico. Allora, se noi consideriamo l'effetto combinato di queste tendenze, è del tutto evidente che si giustifica l'emergere di un'immagine di un mondo progressivamente più chiuso. L'idea che la globalizzazione nei prossimi decenni sarà qualcosa di completamente diverso. Attenzione però, perché c'è in questi giorni, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di seguirla, un grande dibattito nella stampa conservatrice statunitense, nel Wall Street Journal, che ha coniato l'espressione Godot recession, la recessione alla Godot, no? Aspettando Godot. Io aspetto Godot tutta una vita, non succede assolutamente nulla. Se voi guardate le previsioni, noi già da 3-4 anni abbiamo delle previsioni di recessione globale. Queste previsioni vengono sempre posticipate di 6 mesi in 6 mesi. Quante volte abbiamo sentito, ad esempio per il telegiornale, o letto nei giornali, l'effetto delle sanzioni per l'economia italiana? Ecco, il Made in Italy l'anno scorso è aumentato in valore del 12%. E questo lo si spiega con l'inflazione, ma in termini assoluti quasi del 3%. Cioè il Made in Italy non è mai andato così bene come nel 2022. Questo per dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a quella che è una sorta di atteggiamento ipocondriaco rispetto al futuro. Ovviamente gli elementi di incertezza ci sono tutti. Soprattutto nelle situazioni più ricche del mondo occidentale aumenta il sentimento di insicurezza. Io tengo un corso a Treviso che si prende il nome di Geopolitics and Geoeconomics, ma è irrilevante il nome, ma ci sono molti studenti stranieri. E alla prima lezione chiedo agli studenti di scrivere in un foglio cos'è secondo loro la globalizzazione, chi la regola, quali sono i pro e i contro della globalizzazione, eccetera. Allora c'è una netta differenza tra le risposte date dagli studenti italiani e in generale occidentali, i quali rilevano lo strapotere della finanza, lo strapotere delle multinazionali, il rischio che il padre perda il lavoro perché l'impresa chiuda e si sposta improvvisamente in Polonia, in Serbia, l'idea che il futuro è molto più incerto del presente, l'idea che loro non avranno lo stesso livello di vita dei genitori. Ecco, queste sono le risposte che vengono date generalmente da molti dei nostri studenti italiani occidentali. Se voi prendete le risposte degli africani, di chi viene dall'Asia centrale,
di chi viene dal sud-est asiatico dipingono la globalizzazione come il migliore dei mondi possibili. Non perché non sanno le contraddizioni che la globalizzazione ha prodotto nei loro territori, ma perché il miglioramento delle prospettive di vita per buona parte di quella società è assolutamente emblematico. Io ricordo sempre che il Vietnam nel 1985 aveva circa l'80% di popolazione sotto livello assoluto di povertà. Questa percentuale oggi è intorno al 16%, tanto per rappresentare il quadro. Ma nelle nostre società esiste questo senso di insicurezza rispetto al futuro, che è un elemento determinante a livello culturale e politico e che ha una traduzione fondamentale. Ci stiamo riaffidando allo Stato, alla spesa pubblica e al debito. Questo è quello che le nostre società, le nostre economie stanno facendo. C'è un bel libro di Serge Latouche, che è noto per la questione della decrescita, che ha scritto negli anni 80, primi anni 90, che è Il pianeta dei naufraghi, in cui raccontava sostanzialmente come la globalizzazione nei paesi occidentali abbia prodotto una serie di cadute nei livelli di reddito, nella qualità di vita, i naufraghi della globalizzazione. Ora, è indubbio che molti di noi, nelle società occidentali, nelle società più ricche, hanno paura oggi di diventare i nuovi naufraghi di questa situazione, per molti aspetti critica sia dal punto di vista economico e dal punto di vista geopolitico. A fronte di questa immagine di un mondo più chiuso, cerchiamo di capire se ci sono delle evidenze dal punto di vista economico. Allora sì, ci sono delle evidenze, ma devono essere interpretate con grande prudenza e grande cautela. Quello che noi oggi assistiamo è soprattutto la fine di un periodo di crescita lineare, sia degli investimenti diretti esteri, sia del commercio internazionale. Cioè oggi l'andamento è molto più erratico, viviamo una fase di volatilità. I trend non sono più dei trend di medio e lungo periodo. Ci sono delle variazioni di anno in anno. Non abbiamo ancora raggiunto il livello di integrazione economica precedente al 2008. Il 2007 segna il picco degli investimenti diretti esteri, perché ovviamente gli investimenti diretti esteri sono l'indicatore fondamentale della globalizzazione, più del commercio internazionale. Perché gli investimenti diretti esteri danno il senso dell'articolazione di filiere globali. Creo fabbriche all'estero, articolo la mia filiera. Quindi questa è un'evidenza importante. Un'altra evidenza importante che sta cambiando qualcosa, e sta cambiando qualcosa di molto significativo, è che aumentano tantissimo gli accordi regionali. In questo senso la globalizzazione verso la quale stiamo andando, utilizzando un'espressione di De Aglio, è una globalizzazione arcipelago, cioè una globalizzazione fatta da blocchi regionali. I blocchi regionali oggi al mondo sono circa 300 e stanno crescendo tantissimo soprattutto nel settore dei servizi. Quindi le global value chain si stanno in qualche modo riorganizzando, stanno guardando di più alla dimensione regionale. Ad esempio, se noi prendiamo un cellulare, qualsiasi cellulare che noi abbiamo in tasca, fino a 5 anni fa il cellulare era prodotto in 7 paesi diversi. 7. Adesso in 3. Taiwan, Vietnam e Giappone. Quindi c'è una riorganizzazione su base regionale delle filiere. Alcuni cellulari anche 10 paesi diversi. Quindi ci si sta consolidando su alcuni ambiti. D'accordo? Un'altra evidenza, anche questa però da prendere con grande cautela, è il tema del cosiddetto reshoring, cioè del tornare indietro. Cioè multinazionali che avevano aperto in Cina che ritornano in Italia, o negli Stati Uniti, o nel Regno Unito. Il reshoring ha delle declinazioni diverse. C'è il back reshoring, sono un'impresa italiana, sono andato in Cina, ritorno in Italia. Ecco qua secondo me c'è una grande debolezza teorica, perché si assume che l'impresa che torna sia la stessa impresa che è partita.
In realtà l'impresa che torna con una rete di relazioni completamente diverse, non è più la stessa impresa. È semplicistico dire che è la stessa impresa che va e che torna. E questo non è secondario dal punto di vista teorico. Secondo elemento, il nearshoring. Sono un'impresa italiana, sono andato in Cina, ritorno in Romania. Quindi ritorno in un paese vicino. Terza declinazione del reshoring è la declinazione che è stata ideata, che è stata definita dal segretario degli Stati Uniti Janet Yellen, che è il friend shoring, cioè riorganizzo la mia filiera privilegiando i paesi amici dai quali posso aspettarmi che non mi invaderanno, posso aspettarmi che non interromperanno la filiera logistica, che non mi porranno dei problemi politici, sociali e culturali. Quindi friendshoring come riduzione dei confini dell'economia globale alle nazioni amiche, quelle in sostanza di cui ci si può fidare. Ora anche qua il reshoring non è un tema nuovo, gli economisti lo hanno affrontato già da diverso tempo. Oggi di nuovo, al di là delle questioni economiche, cioè sulla convenienza economica dell'offshoring, del reshoring, non entro, ma oggi il tema fondamentale, ripeto, è il tema geopolitico. Ma quali sono le evidenze quantitative di questo fenomeno? Cioè è un fenomeno rilevante oppure è un fenomeno ancora marginale? È un fenomeno assolutamente marginale. Tanto per darvi un'idea, vediamo se lo trovo rapidamente, una ricerca di Confindustria ha valutato a partire dal 2000, quindi negli ultimi 20 anni, 1430 casi di reshoring al mondo. Tenete presente che il reshoring quasi mai è un reshoring completo. Cioè si ritorna da un paese ma si resta in altri. Non è detto che ci sia una riorganizzazione completa su base nazionale. A livello di Unione Europea, nel periodo 2015-2019 sono stati identificati 250 casi di reshoring. Quindi i numeri ci sono, ma sono ancora numeri, come dire, estremamente marginali. L'Italia è coinvolta in maniera rilevante dal reshoring. Ed è coinvolta in maniera rilevante dal reshoring perché uno dei motivi fondamentali del reshoring è che andando all'estero si perde il made in effect. Cioè se io vado a produrre in Cina faccio difficoltà a dire che è made in Italy. E siccome l'Italia, col sistema della moda, dell'alimentazione, ha questi elementi come punti qualificanti, è chiaro che le filiere si possono più facilmente riorganizzare su base nazionale o su base regionale. Quindi il reshoring è una tendenza importante, ma non deve essere letta come un nuovo modello organizzativo, piuttosto deve essere letta come un fattore che rende più complessa l'organizzazione internazionale delle filiere per effetto dell'elemento geopolitico. Dove invece il reshoring è estremamente importante, la dimensione del reshoring è importante, è nella dimensione della politica industriale, perché effettivamente il reshoring è oggi l'oggetto di molte politiche industriali. Vi dicevo, gli Stati Uniti hanno iniziato nel 2012 con il programma Blueprint for an America Built to Last, avviato da Obama. La Francia ha avviato un programma per il reshoring nel 2017, il Regno Unito ha avviato un programma di reshoring nel 2014, il piano Biden, che è complesso, 2020-2022, e l'IRA,
l'Inflation Reduction Act hanno come obiettivo il decoupling, cioè il ritorno a casa di filiere strategiche. L'Unione Europea ha essa stessa avviato delle politiche, in modo particolare il Foreign Direct Investments Control o Screening, quindi il controllo sugli investimenti diretti esteri che arrivano nei paesi dell'Unione Europea. Pensate al dibattito che c'è stato in Germania negli ultimi mesi sull'acquisto da parte di un fondo cinese del porto, di un terminal del porto di Amburgo, che ha visto il comune di Amburgo, comune non è giusto definirlo comune, ma che ha visto Amburgo in posizione completamente opposta rispetto al governo di Scholz. E poi importante anche sempre a livello europeo è l'Export Control Regulation, cioè una serie di regolamenti che cercano di evitare le esportazioni di alcuni prodotti strategici dall'Unione Europea verso altri paesi, segnatamente la Cina. Allora, alla base di questi elementi, e vado verso la prima delle due conclusioni di questo mio intervento, è possibile parlare di fine della globalizzazione? No, non è possibile parlare di fine della globalizzazione, non è possibile parlare della crisi della globalizzazione come condizione e come processo. E non è possibile farlo perché le dimensioni fondanti della globalizzazione ci accompagneranno nel futuro. Mi riferisco all'importanza delle tecnologie dell'informazione della rete. È vero che alcuni governi stanno cercando di compartimentalizzare l'uso della rete. Pensate alla Cina, pensate alla Turchia, pensate alla Russia. Sono paesi nei quali esiste un controllo molto forte su internet. Ma la rete è uno strumento così pervasivo che risulta difficile pensare che non ci accompagnerà nei decenni futuri. Tenete presente una cosa: in questa ora e mezza, stimo un'ora e mezza del nostro incontro, d'accordo, dalle 5:30 alle 7, saranno scambiati 3 miliardi e mezzo di messaggi WhatsApp, 16 miliardi e 800 milioni di poste elettroniche in questa ora e mezza. Questo vi dà l'idea di quanto pervasiva ormai sia questa dimensione. Farinelli parlava 2 settimane fa della rete ormai come metafisica, in cui soggetto e oggetto coincidono, in cui non esiste più nessuna differenza tra il qui e l'altrove, come potenzialità, come istantaneità della comunicazione. Poi sappiamo che non è vero che tutto nella rete è collegato allo stesso modo, che la rete è essa stessa selettiva e quindi crea nuove disuguaglianze. Pensate a tutto il tema del digital divide, ma insomma non dico nulla di nuovo. Ma pensate ad esempio ai cavi sottomarini, di cui si parla molto poco, ma tra il 2024 e il 2027 entrerà in funzione il cavo che connetterà completamente tutte le coste africane con Genova, Marsiglia e Barcellona. Per non parlare dello sviluppo dell'industria aerospaziale, dei satelliti e dei dati che ogni minuto coinvolgono le nostre vite, più o meno consapevolmente. Quindi la dimensione della rete è una dimensione che continuerà ad accompagnarci. Così come difficilmente perderemo la consapevolezza sull'esistenza di una problematica ambientale globale. Difficilmente il cambiamento climatico verrà in qualche modo ricondotto a delle logiche di governo nazionale. Difficilmente le migrazioni diminuiranno nei prossimi decenni. Allo stesso modo il potere performativo della mappa,
lo abbiamo completamente perso. La riduzione cartografica del mondo non è più consentita in un mondo nel quale la consapevolezza della sfera del globo ormai è acquisita dal punto di vista tecnologico grazie alla rete e dal punto di vista culturale per gli elementi che abbiamo detto prima. Quindi queste dimensioni fondative della globalizzazione non ci abbandoneranno. Certo, cambieranno le direzioni della globalizzazione e da questo punto di vista la nazionalizzazione, la regionalizzazione di alcune filiere, una frammentazione su base geopolitica, un'estrema volatilità degli investimenti diretti esteri e del commercio internazionale possono essere dati per scontato. In questo senso, quello che noi oggi stiamo vivendo è un processo di riglobalizzazione, cioè di ridefinizione delle dimensioni fondative della globalizzazione, in direzioni che sono ancora oggi per molti aspetti ignote, ma di cui si iniziano a intravedere alcuni segnali. Concludo richiamando un punto, perché una delle questioni che oggi viene spesso dibattuta è che dentro a questa riflessione sulla riglobalizzazione, quindi le dimensioni fondative della globalizzazione ci accompagneranno, ma la globalizzazione cambierà forma, cambierà direzione, per i motivi che abbiamo appena richiamato. Una delle questioni importanti è il tema del primato o del rinnovato primato della politica. Cioè l'idea di fondo è che siamo cresciuti in un mondo in cui si pensava che economia, finanza, mercato potessero in qualche modo regolare le cose, quella grande narrativa di cui ho detto qualcosa prima. Oggi sappiamo che questo non è più vero e questo interroga in maniera molto forte la sfera della politica, sia perché oggi, come abbiamo visto, la politica contribuisce a creare una forma segmentata di globalizzazione su base geopolitica, come abbiamo detto, sia perché si chiede alla politica di intervenire per sanare alcune contraddizioni fondamentali che la globalizzazione ha prodotto, in particolar modo la tematica ambientale e le disuguaglianze sociali, che sono le due cifre fondamentali della globalizzazione, perlomeno della globalizzazione che abbiamo vissuto negli ultimi 3 decenni. Allora qua il tema chiave è il tema dello Stato-nazione. Noi non stiamo vivendo una crisi della globalizzazione, perlomeno questo è un punto di vista. Noi stiamo vivendo una crisi della capacità di governarla e stiamo vivendo una crisi di governance, una crisi stretta da un lato dalla crisi dello Stato-nazione, su cui poi adesso dirò qualcosa, e dall'altro lato dal fatto che forme alternative di governance sono ancora oggi una terra incognita. Allora, la crisi dello Stato-nazione è stata raccontata in tanti modi, è stata ovviamente anche esagerata. Abbiamo avuto una retorica iperglobalista che dava per scontato che lo Stato ormai fosse un arnese obsoleto del passato, cosa che non è affatto. Ma la crisi dello Stato è stata comunque, o della sovranità nazionale. Pensate a quello che è successo ad esempio al governo inglese di Liz Truss, il governo che è durato meno nella storia del Regno Unito. Liz Truss lancia un programma fiscale di un certo tipo, crolla la sterlina al giro di qualche giorno e Liz Truss è costretta a fare marcia indietro, perché non ha considerato che la sovranità nazionale monetaria ormai non esiste più, a meno che uno non sia gli Stati Uniti o non sia in parte, lo sarà in futuro, la Cina. O pensate anche, sia detto senza entrare nello specifico di questioni politiche, al cambiamento che sta accadendo in questi mesi in Italia tra alcune delle promesse elettorali di quello che poi è diventato il governo di centrodestra
rispetto poi ad una politica economica che è molto più vicina a quanto Draghi ha fatto negli anni precedenti, perché ci sono dei condizionamenti che sono difficilmente, schivabili, d'accordo? Quindi il tema della sovranità nazionale oggi è una delle questioni più difficili da inquadrare, ma questa crisi è stata spiegata essenzialmente o molto spesso con un approccio scalare, cioè lo Stato è troppo piccolo per alcune cose, cambiamento climatico, migrazioni, terrorismo, finanza globale, pandemia, virus, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso è troppo grande per rispondere a delle domande dei cittadini. Quindi da un lato si guarda verso il coordinamento internazionale, la cooperazione internazionale, si cede un po' di sovranità a qualcuno, alle Nazioni Unite, all'Unione Europea, al Fondo Monetario Internazionale, all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, e dall'altro lato si ridefinisce al governo dei perimetri, cioè si cede un po' di sovranità verso il basso, le città metropolitane, la dimensione locale, la governance locale, eccetera, eccetera. Questo approccio scalare è in qualche modo corretto, ma la questione teoricamente è molto più importante, perché oggi quello che è in crisi è il fondamento dello Stato come trittico fatto di una popolazione stanziale. Vi ricordate quello che diceva Farinelli 2 settimane fa? Lo Stato è fatto per gli insediamenti fissi. Basterebbe ricordare la storia dei popoli nomadi in Africa per capire quanto lo Stato moderno, quello che nasce a Westfalia, sia in realtà, come dire, una costruzione storica piuttosto recente, anche se noi la diamo per scontata e ormai completamente naturalizzata dentro il nostro modo di vedere. Il primo elemento del trittico è una popolazione stabile. Il secondo elemento del trittico è un territorio ben definito, con dei confini. Il terzo elemento del trittico è una sovranità interna che non ammette buchi. La sovranità non può essere come il formaggio Groviera. La sovranità presuppone omogeneità, l'isotropia di cui parlava Farinelli 2 settimane fa, e sovranità verso la dimensione esterna. Devo essere riconosciuto come Stato. Ecco, questa costruzione oggi è evidentemente in grandissima crisi. E qua si apre un terreno incognito, perché soluzioni al momento non se ne vedono, né dal punto di vista teorico. Farinelli parlava di una forma di intelligenza cognitiva, cioè la capacità di sviluppare una forma di intelligenza e di governance plasmata sul modello della rete o per il periodo della rete. Ma qua i problemi sono enormi perché alla base c'è il problema della democrazia. Allora, tutte le indagini a livello internazionale confermano un arretramento della democrazia negli ultimi anni, e da questo punto di vista il Covid ha dato un contributo molto forte con le politiche di emergenza, quando si tratta di ritornare alla vecchia polemica, vaccini sì, vaccini no, eccetera, eccetera. Però è indubbio, come Agamben ha spiegato molto bene, che la biopolitica e l'eccezionalità di alcune situazioni stanno profondamente incidendo sugli spazi di democrazia. La democrazia è minacciata dall'esterno, dalle cosiddette autocrazie, anche se l'avvitamento del regime russo, del regime iraniano, la crisi del modello moderno della Turchia ci inducono a riflettere ed essere un po' più prudenti nel dire che la democrazia liberale è un sistema di governo inefficiente. Però l'intelligenza artificiale è un problema rilevante. In questi giorni si sta discutendo della possibilità che ChatGPT, quel sistema che produce articoli da alcune parole chiave, possa creare dei nuovi modelli di post-verità estremamente performativi. Ma la democrazia è minacciata dall'interno. Pensate a quello che è successo ad esempio negli Stati Uniti, quello che sta succedendo negli Stati Uniti. L'Eurasian Group nel 2013 parla di Disunited States of America come uno dei fattori
di crisi globale sistemica più importante nei prossimi anni. Quindi potremmo concludere dicendo che se l'economia non sta bene, la politica non sta molto meglio. Se Atene piange, forse Sparta non ride. E questo in un periodo in cui, sia detto senza retorica, c'è un bisogno enorme di buona politica, perché abbiamo capito che l'economia, la finanza e il mercato da soli non bastano. Io mi fermo qua, vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie a te. Beviti un po' d'acqua, Stefano, per piacere, perché qua avrai la gola secca. E in questo terzo del tempo che ci resta, quando nel frattempo ci saranno quei miliardi di WhatsApp che tu ci hai prima ricordato, possiamo aprire un dibattito con alcune domande veloci. Sì, non aver paura. Ascolti, dunque io mi scuso prima di tutto perché sono arrivata in ritardo, può darsi che lei l'abbia detto prima e quindi però io e poi sono ignorante molto, non capisco più di tanto, però ho una domanda che mi è rimasta da anni. Sono stata nell'82 in Cina e lì ho scoperto che esistevano le joint ventures. Naturalmente non ne sapevo nulla prima, quindi era nell'82 e sappiamo insomma com'era la Cina all'epoca. Allora, io mi sono sempre chiesta, ecco, io può darsi che lei l'abbia detto prima, ma mi sono chiesta, ma come mai? Allora mi hanno spiegato i cinesi, che voleva dire appunto che c'erano le ditte straniere che andavano in Cina joint, un'avventura fatta insieme economica, lo dico così, tanto per tutti, e per cui da una parte i cinesi ci mettevano del loro, dall'altra le ditte straniere andavano a produrre lì, giusto? Ecco, allora io lì per lì non mi ero tanto pensata, però dopo ragionando dico, ma prima di tutto come mai, per esempio anche nelle nostre ditte, come mai hanno dato il permesso alle ditte di andare in Cina a portare il know-how? Mi verrebbe da dire è il capitalismo bellezza. Cioè quello che è successo è che a partire dagli anni '80, per tutta una serie di elementi legati alla crisi del Fordismo, alla crisi fiscale dello Stato, eccetera, quello che era un modello di internazionalizzazione assoluto, che era il commercio internazionale, per cui i paesi importavano ed esportavano, si trasforma in un capitalismo multinazionale, dove si esporta la fabbrica, non si esporta più la macchina prodotta in Germania, si esporta la BMW che va a produrre a Shanghai, ok? Questo è avvenuto per tanti motivi. Questo è avvenuto perché il costo del lavoro era basso in quei paesi, perché ovviamente erano dei paesi che venivano da condizioni di povertà enorme. Questo è avvenuto perché c'è stato un genio, che è stato Deng Xiaoping, che ha ideato questo sistema di un paese, due sistemi, e che dentro ad un regime comunista ha creato una forma di capitalismo di Stato, come dire, assolutamente peculiare e particolare, per cui incentivi, zone economiche esclusive, possibilità di inquinare o comunque delle normative ambientali non così rigorose come in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone negli anni '80 stavano emergendo. Il tema è che ad un certo punto i benefici che questo tipo di capitalismo multinazionale ha prodotto sono stati via via erosi dai costi economici e sociali della deindustrializzazione, adesso la dico in maniera molto semplice, nei paesi tradizionalmente industriali, e quindi si cerca di tornare indietro, con una serie di incentivi, di regole e quant'altro. Attenzione però, perché il reshoring viene fatto anche negli Stati Uniti, ma è molto discutibile che un governo possa davvero adottare delle misure efficaci per far tornare le imprese multinazionali.
Certo, si può fare, ma ad esempio l'elemento determinante del reshoring negli Stati Uniti è il basso costo dell'energia, che non è legato tanto a delle scelte del governo, o meglio, è legato all'espansione del shale gas e shale oil, perché il problema non è quello di far tornare le proprie multinazionali, il problema è quello di far arrivare investimenti, che siano delle imprese nostre che se ne sono andate o che siano di altre imprese internazionali. Questo è il punto chiave. Quindi gli stati, e qua ritorniamo alla questione che gli stati continuano ad avere un ruolo fondamentale, possono, sulla base della loro capacità, della loro efficienza, del sistema della pubblica amministrazione, mettere in atto delle politiche volte a favorire. Questa è la prima dimensione. Poi esiste la dimensione comunità. Ad esempio l'Italia cosa ha fatto? Ha fatto il Golden Power. È una normativa, io adesso non sono un giurista, non so dire se è una legge, un regolamento o quant'altro, che fa sì che alcuni beni, alcuni asset strategici italiani non possono essere venduti, ad esempio alcuni terminal portuali, alcune linee ferroviarie, alcune industrie che lavorano sul settore delle telecomunicazioni, d'accordo? Quindi anche l'Italia ha fatto qualcosa. A livello comunitario c'è questo regolamento più ampio che dovrebbe ispirare le diverse politiche nazionali e che ha il compito di evitare che alcune attività strategiche lasciano l'Europa, quindi tutti i 27 paesi dell'Europa, ed evitare che alcuni investimenti diretti esteri arrivino nei nostri paesi. Pensiamo alla questione Huawei 5G, d'accordo? Quindi uno dei temi fondamentali è come queste diverse misure, alcune regionali, alcune nazionali, alcune comunitarie, si coordinano e si integrano tra loro. Questo è uno dei grandi problemi della debolezza del disegno europeo. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono molto più efficienti, nel senso che esiste un governo federale, esiste un governo nazionale, anche là le cose non sono semplicissime, ma effettivamente il piano Biden è mostruoso dal punto di vista delle finalità strategiche e dell'ammontare di denaro che gli Stati Uniti sono in grado di mettere, cosa che l'Unione Europea deve fare con grande cautela. In effetti qua c'è tutto il tema, che forse molti di voi hanno seguito, degli aiuti di Stato. Perché qual è il punto? Le politiche industriali volte al reshoring configurano degli aiuti di Stato. Allora qua non si tratta di dire non vogliamo favorire gli aiuti di Stato. Tutti, come dicevo prima, vogliono più spesa pubblica, più aiuti di Stato. Il problema è che l'Italia non ha i margini dal punto di vista macroeconomico per spendere, mentre la Germania sì, mentre la Francia così e così, d'accordo? Quindi il tema è molto complesso anche dal punto di vista della governance. Grazie. Altre domande? Sì, posso? Certo. Sì. Coraggio. Vado. Sì, innanzitutto grazie mille per la interessantissima relazione. La mia domanda riguardava, lei ha accennato più volte alla questione della crisi climatica ed ecologica. Mi chiedevo quali sono le prospettive, secondo lei, per il sistema globalizzato in vista degli scenari più preoccupanti del cambiamento climatico e della finitezza delle risorse che stiamo già vedendo attualmente con ovviamente la questione del gas per esempio, ma anche se si pensa alla diffusione del Covid come malattia zoonotica, ecco, se ci sono qualche tratto su questo. Grazie. Bene, un'altra conferenza. Allora, non so rispondere. Ok, diciamo questo, non so rispondere perché non so rispondere. Allora, diciamo questo, abbiamo fatto qualche passo in avanti dal punto di vista della governance climatica, lo abbiamo fatto con l'accordo di Parigi e poi quello che è successo. È sufficiente? No, non è assolutamente sufficiente. E credo che stiamo andando verso, non dico nulla stiamo andando verso una situazione molto grave, non esiste un modello di governance, si utilizza sempre questa espressione governance policentrica, governance multilivello, governance multiattoriale e quant'altro, no? Non esiste un modello
evidente, un modello chiaro. Abbiamo bisogno delle Nazioni Unite, abbiamo bisogno dell'Unione Europea, abbiamo bisogno delle organizzazioni regionali. Gli Stati possono fare molto perché possono definire un quadro coerente rispetto ad esempio al tema degli incentivi, la carbon tax, eccetera. Abbiamo bisogno delle città, abbiamo bisogno delle imprese, abbiamo bisogno dei cittadini, ok? Stiamo facendo le cose giuste? No, non le stiamo facendo. Si inizia a parlare in maniera anche esplicita di grandissima difficoltà a fare qualcosa. È uscito un libro qualche tempo fa che si intitola Pensare la fine, scritto da Pacini, dove si dice che pensare alla possibilità di una fine, cioè del fatto che le società come noi le conosciamo andranno profondamente in crisi perché non saremo in grado di trattare il tema climatico, può essere anche utile per renderci in qualche modo più consapevoli di quello che stiamo facendo. Avete letto, ho sentito, insomma, ci sono state le elezioni regionali in Olanda in questi giorni e ha vinto un partito che è nato nel 2019, il partito degli allevatori e degli agricoltori, che ha come programma contrastare il piano nazionale per la riduzione dei capi, dei maiali, dei bovini, eccetera, perché le deiezioni, l'azoto, la salinizzazione dei terreni, l'effetto serra impone all'Olanda come sapete l'Olanda è il più grande esportatore di carne in Europa, impone all'Olanda di ridurre questo carico che non è gestito. Allora, questo partito, prima quando parlavo di politica non ho citato una cosa importante, che noi non abbiamo più le tradizionali famiglie politiche, la socialdemocrazia, no? Il partito liberale, i partiti conservatori, cioè qua abbiamo una volatilità dal punto di vista dei cicli elettorali, cioè partiti che partono dal 4% e arrivano al 30% e che nel giro di 3 anni ritornano al 15%, d'accordo? Allora in questa situazione come si può impostare una politica climatica? Come si può impostare una politica climatica? Allora è chiaro che insomma il pessimismo un po' c'è, voglio dire, bisogna però tenere presente alcune cose. Insomma, sul loss and damage si sta facendo qualcosa, cioè quella grande discussione sull'istituzione di un fondo a favore delle perdite, no, dei paesi poveri già realizzati, no, perché qua c'è poco da adattarsi, questi stanno già sopportando dei costi, no? Quindi sul loss and damage si sta strutturando qualcosa. Molte città sono estremamente dinamiche, anche al di là delle politiche nazionali o delle politiche federali. Ricordo che durante la presidenza di Donald Trump, quando Donald Trump si ritira dall'accordo di Parigi, nasce il network We Are Still In, no? Noi siamo ancora dentro e mette assieme le più importanti aree metropolitane nordamericane che fanno propri gli obiettivi di mitigazione, anzi li amplificano, li rendono ancora più stringenti, perché sostanzialmente si capisce che spendere per la mitigazione è un investimento e non un costo, ma questo ce l'aveva già spiegato il rapporto Stern nel 2006, e perché effettivamente questa è anche una leva di competitività economica. Ma a livello globale, ogni giorno che passa, la concentrazione di CO2 in termini di parti per milione sta aumentando. Nonostante tutte le conferenze internazionali che si fanno sul clima, sullo sviluppo sostenibile, sta aumentando, e sta aumentando essenzialmente perché ci sono 3 miliardi di persone che stanno crescendo tantissimo. L'Unione Europea sta riducendo la sua quantità di emissioni. Quindi qua c'è un tema anche di politica internazionale, che pensiamo a tutta la questione del cosiddetto phase out o phase down del carbone, no? Phase out, non aprire nuovi miniere di carbone. Il phase out è rallentare, ma rallentare quanto? E allora l'India non vuole, la Cina... Per cui non c'è una risposta, ci sono degli elementi di preoccupazione, diciamo che dobbiamo
coltivare per quanto possibile un po' di ottimismo e cercare insomma di agire a diversi livelli, ma mi rendo conto che questa è una risposta molto banale che non... Bene. No. Sì. Sì, grazie professore, ha parlato tantissimo di economia, oltre che di geografia e di finanza. Diciamo che ad esempio una cosa che ha detto è interessante, perché l'Italia ha una massa di risparmio privato 3.000 miliardi, noi andiamo sempre a chiedere agli altri di investire a casa nostra, potremmo incominciare con una cultura economica. Se decidiamo che il nostro paese ha bisogno di fare qualcosa, invece di chiederlo allo Stato, lo facciamo anche noi. E quindi questo è un problema di educazione finanziaria e economica che in questo paese non si fa a nessun livello. Io vado nelle superiori e vedo che nessuno gli parla di come si fa a gestire, ad arrivare a un obiettivo con il risparmio o con delle azioni concrete. A parte questo, questi 3.000 miliardi sono una risorsa italiana, potenzialmente sono una risorsa europea dei paesi occidentali che va utilizzata in qualche modo. Dall'altro canto c'è, come diceva la signora prima, c'è un'agenda mondiale sulla quale si sta impostando un governo mondiale, che è quello dei Millennial Goals, quello Millennial Goals, questa idea delle Nazioni Unite di obiettivi ben chiari con delle azioni condivise per raggiungerle, rispetto a una situazione, come diceva lei, della navicella a terra che se non viene governata in maniera abbastanza globale e coordinata non ci porta alla fine dell'antropocene. Però questo comporta per tutti noi capire che non possiamo mantenere gli stessi livelli di benessere, sicurezza, consumi e finché non troviamo una nuova fonte di energia, probabilmente a costo zero, che abbiamo oggi nell'Occidente, e quindi non solo parlarne, ma capire che bisogna fare delle scelte condivise e individuali, o degli stati nazionali per quelli che valgono, o di qualcuno che ci portino a controbattere il discorso demografico e controbattere l'impronta che abbiamo di CO2 globale, perché sennò è una filosofia che ne parliamo ma non ha effetti. Grazie. Bene, Sì. Prima della risposta, scusa, ricordo per chi esce che si raccolgono anche le presenze per chi volesse. Con 3 presenze su 4 degli incontri viene dato un attestato dall'Ateneo Veneto. Grazie. Prego. Allora, io penso che i Sustainable Development Goals sono indubbiamente una cornice importante. Esiste anche rispetto a questi una critica, diciamo, che viene dal pensiero radicale rispetto ai Sustainable Development Goal. Ad esempio l'obiettivo 17, che è l'obiettivo della partnership a livello internazionale, se noi andiamo a vedere quali sono gli indicatori che dovrebbero monitorare questa partnership, troviamo tra gli indicatori il grado di apertura al commercio internazionale e agli investimenti diretti esteri. Questo per dire che anche i Sustainable Development Goal in qualche modo sono frutto di un discorso, non vorrei utilizzare sempre l'espressione neoliberista, ma comunque sono intrisi di un mainstream economico che è particolarmente significativo. Alcuni tra loro poi sono anche incompatibili, ma al di là di questo tracciano indubbiamente una strada. La questione di fondo è che probabilmente è inutile, servono sia dei valori diversi, dei valori che devono essere necessariamente dei valori anche individuali, che devono diventare collettivi, sia degli strumenti di natura economica, sia degli strumenti di natura di regolazione, eccetera. Cioè un mix di politiche e di misure senza le quali è difficile pensare di fare dei passi in avanti. Ovviamente l'idea che 8 miliardi di persone, 9 miliardi di persone possano avere il livello di consumo delle risorse naturali che ha la parte ricca del mondo, quella che oggi non si chiama più nel primo mondo, ma si chiama il minority world, cioè il miliardo di persone ricche, agiate, che vivono in questo mondo, ecco, questa è una cosa un po' irrealistica, e non è solo un problema di energia, è un problema di consumo di suolo, cioè di qualità delle risorse naturali, per non parlare del rapporto con gli animali,
che è un'altra delle questioni fondamentali che il pensiero occidentale ha spesso messo in secondo piano. Tema del quarto incontro. Tema del quarto incontro. Sì. Bene, allora possiamo chiudere, ringraziamo Stefano Soriani veramente, e l'appuntamento è perché mercoledì 12 aprile, Fiumi e senso del luogo, raccontare memorie liquide, ritorniamo a una dimensione più domestica, diciamo, visto Grazie che il Veneto è una regione di acque. Buonasera, grazie. Adesso